abbiamo la gioia di ammirare l'immagine del nostro Sacro Cuore che è stato restaurato dalla dottoressa Castrovinci Maria Luisa. Come vedete sono stati riportati i colori originali. È bellissima l'immagine del nostro Sacro Cuore. Voglio ringraziare subito la dottoressa e voglio ringraziare anche la signorina Francesca Insana che ha donato tutto quanto serviva per questo restauro. Una cifra notevole. Grazie di cuore. Procediamo alla benedizione di questa immagine restaurata, alla fine della quale la incenseremo e poi procederemo verso l'altare per dare inizio alla Santa Messa. Fratelli e sorelle, è motivo di grande gioia per noi lodare Dio nel momento in cui l'immagine del Sacro Cuore restaurata viene esposta alla pubblica venerazione. Essa ci ricorda che Cristo, eterno Figlio di Dio, fatto uomo nel grembo della Vergine, è immagine del Dio invisibile, segno e sacramento di Dio Padre. Venerando questa immagine eleviamo lo sguardo a Cristo che vive e regna in eterno con il Padre e lo Spirito Santo. Quella che diciamo adesso è la preghiera di benedizione vera e propria. Ti benediciamo, Padre Santo, nel tuo immenso amore verso il genere umano hai mandato nel mondo come Salvatore e primogenito tra molti fratelli il tuo Verbo eterno, fatto uomo nel grembo della Vergine Purissima, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Tu ci hai dato in Cristo il modello perfetto della santità. La Chiesa lo venera bambino e in lui, piccolo e fragile, adora il Dio onnipotente. Contemplando il suo volto scorge la tua bontà. Ricevendo dalla sua bocca le parole di vita, si riempie della tua sapienza. Scoprendo le inondabili profondità del suo cuore, si accende del fuoco dello Spirito effuso sui nuovi figli. Guardando il suo corpo piagato, venera quel sangue prezioso che la rende pura e santa. Esultando per la sua risurrezione, pregusta la gioia delle nozze eterne. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e dopo aver portato l'immagine dell'uomo terreno rispecchino finalmente quella dell'uomo celeste. Il Figlio tuo, o Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce nella nuova Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
collegate nuovamente sul Liceo TV Web che la messa verrà mandata in onda in diretta. Stacchiamo questa diretta e iniziamo la diretta sul Liceo TV Web della messa.